Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Muore nelle serre di Pachino, il caldo torna a uccidere, stavolta è accaduto un bracciante agricolo algerino di 60 anni mentre raccoglieva pomodori. La CGIL servono controlli e stop al lavoro nelle ore più calde. La procura di Siracusa dispone l'autopsia. Palermo ancora, sparatorie notturne. Un 17enne è stato inseguito e ferito a colpi d'arma da fuoco. Caccia agli aggressori, il giovane è stato operato all'ospedale civico. Cellulari in carcere, ordini ai clan e perfino la ricerca di droni da guerra. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un doppio allarme. Cosa Nostra continua a comunicare dalle celle e punta al mercato nero nato con la guerra in Ucraina. Mattarella a Pantelleria, prima visita di un capo dello Stato sull'isola tra l'abbraccio della folla e l'appello per riaprire il punto nascite. Autotrasportatori insoddisfatti dello sconto di 17 centesimi solo sul gasolio e fino al 6 agosto. Situazione insostenibile, protestano, pronti a fermare i porti in Sicilia. Catania, siamo pieni di rifiuti e i controlli non esistono, è il grido d'allarme degli anziani che frequentano Piazza 2 Giugno 1946. Desolanti le immagini che vi mostreremo. Clamoroso dietrofront sul nuovo Barbera, il Palermo ritira il progetto di riqualificazione dello stadio, modifiche che lo rendono insostenibile, ora la decisione passa al Consiglio Comunale. Serie C, Catania al lavoro, in ritiro a Norcia in vista della nuova stagione, 27 giocatori a disposizione e mercato aperto tra cessioni da definire e nuovi innesti da valutare. L'Italia vince l'oro nella spada femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong in Cina, un orgoglio anche catanese per le due spadiste d'oro, Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Bentrovati. In apertura dunque la notizia di un bracciante morto nelle serre di Pachino. La FLAI CGIL chiede di far rispettare l'ordinanza di stop per il caldo. Non denunciano per paura di perdere il lavoro. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e ordinato l'autopsia. Sentiamo Lorena Dolci. Il cuore gli si è fermato mentre raccoglieva pomodorini a Pachino, dentro una di quelle serre che d'estate raggiungono temperature roventi. Arresto cardiaco, forse provocato dal caldo, la causa della morte di un bracciante algerino di 61 anni, soccorso in ritardo da un'ambulanza proveniente da Sortino. Lo denuncia la FLAI CGIL, che torna a chiedere lo stop al lavoro nelle ore più calde anche nelle serre. Chiediamo non solo di emanare le ordinanze, ma di farle rispettare, e quello che manca sono proprio i controlli. La morte del bracciante algerino purtroppo non è l'unico caso. Qualche mese fa di un lavoratore che si è sentito male, l'hanno portato a casa ed è morto, e poi è stato portato in Romania perché era un lavoratore rumeno che lavorava sotto i capannoni dell'uva. Purtroppo quello che ovviamente non abbiamo avuto è la denuncia di questi fatti, perché molti hanno paura di denunziare, hanno paura soprattutto di perdere il posto di lavoro. In una terra in cui ci si lamenta di non avere manodopera, il 60% dei braccianti sono extracomunitari, lavoratori invisibili sfruttati nelle campagne e sottopagati. I lavoratori che se si ferma l'agricoltura e si ferma, come dire, anche il cibo che arriva nelle nostre tavole. A Palermo un 17enne è stato inseguito e ferito a colpi d'arma da fuoco nella notte a Belmonte Chiavelli. Il giovane è stato operato all'ospedale civico. Indaga la squadra mobile, come ci racconta Marco Gullà. Il silenzio della borgata di Belmonte Chiavelli a Palermo squarciato dal tonfo assordante di un colpo di arma da fuoco. In queste strade della periferia palermitana ieri sera un ragazzo di 17 anni è stato inseguito e ferito da alcuni proiettili. Il giovane, mentre si trovava insieme a un cugino, è stato quindi inseguito in uno dei veicoli della zona, è stato poi colpito al gluteo da colpi d'arma da fuoco. Ancora spari, ancora giovanissimi che girano armati come nelle serie TV. Il ragazzo è stato soccorso
soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale civico. Non è in pericolo di vita. I primi elementi farebbero pensare all'impiego di un'arma lunga, verosimilmente un fucile da caccia o un'arma d'aria compressa modificata. Gli investigatori della squadra mobile stanno procedendo ad ascoltare la vittima, il cugino presente al momento dell'agguato e i testimoni della zona per delineare la dinamica esatta dell'accaduto e identificare gli aggressori che hanno inseguito i due giovani prima di aprire il fuoco. Sparatorie che proseguono anche nel resto della Sicilia. C'è stato un tentato omicidio nell'Ennese. Un imprenditore agricolo è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre viaggiava in auto sulla statale 575, una frazione di Centuripe. Nonostante le ferite è riuscito a raggiungere da solo l'ospedale di Biancavilla. Indagano i carabinieri, mentre la procura di Enna ha aperto una inchiesta per tentato omicidio. E un altro tentato omicidio è avvenuto a Siracusa, dove un uomo è stato arrestato per aver aggredito due persone, ferendone una con un'accetta. È stato bloccato vicino alla stazione mentre cercava di fuggire ancora con l'arma in mano. Audizione in Commissione parlamentare nazionale antimafia per il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Il capo della DDA ha ribadito che dalle carceri i boss continuano a comandare con gli smartphone e poi ha lanciato un altro allarme. Sentiamo qual è con Manlio Viola. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono dotati di telefonini e sistemi di comunicazione. Non si tratta di episodi isolati, ma di un modus operandi di Cosa Nostra che si realizza in tutte le carceri italiane. A dirlo davanti alla Commissione nazionale antimafia è stato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, tornando sulle affermazioni che gli sono valse una polemica a distanza con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che lo ha definito fuori controllo. De Lucia ha chiarito il concetto: l'affermazione che le carceri sono sfuggite al controllo dello Stato deriva dalle indagini e dalle intercettazioni. Il 41 bis funziona, ma i livelli intermedi di Cosa Nostra, che non vengono ristretti al carcere duro, attraverso questo sistema possono continuare a comandare anche sul territorio, perché processualmente non vengono considerati capimafia e ottengono regimi di carcerazione più elastici. Questo rende l'azione dello Stato meno efficace. Le vittime del racket sanno che un mafioso, anche se arrestato, continuerà a comandare dal carcere e temono le ritorsioni. E questo non è un attacco alla polizia penitenziaria, ha detto De Lucia, perché le indagini che hanno permesso queste scoperte le ha fatte proprio la penitenziaria coordinata dalla procura. Ma De Lucia ha lanciato anche un altro allarme ancora più preoccupante, se possibile. La mafia si sta attrezzando sul mercato nero e cerca di acquisire armi da guerra come i droni lanciamine. Le armi che abbiamo sequestrato, dice De Lucia, venivano dal Salento, ma la loro provenienza originale è slava, e adesso Cosa Nostra si sta inserendo anche nel mercato nero parallelo, nato grazie al conflitto fra Russia e Ucraina, e può reperire armi dal grande potenziale bellico. E in Sicilia ogni giorno 15.000 persone si alzano per lavorare nel mercato della droga. Non c'è un'azienda nella nostra regione che abbia così tanti dipendenti. Quello del traffico degli stupefacenti è un business che alimenta costantemente l'esercito della mafia e della criminalità. Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente dell'antimafia regionale, durante l'esposizione in aula della relazione della Commissione relativa al 2025. Rimaniamo a Palermo, un'immagine inedita di un giovane Don Pino Puglisi all'età di 27 anni. Il volto del Parrino per antonomasia è adesso un'opera d'arte realizzata da Andrea Puglisi per la Fondazione Federico II e si intitola Rosso Assoluto, in omaggio al sangue del martirio. Il murales, inaugurato oggi, colora la facciata di un palazzo nel cuore del suo quartiere, Brancaccio, ed è rivolto verso la parrocchia di San Gaetano, di cui Don Puglisi era parroco quando è stato ucciso dalla mafia il 15 settembre del 93. Un progetto che ha l'obiettivo di donare ai giovani modelli positivi, eroi della legalità, in contrapposizione agli esempi del male, spesso idolatrati anche perché protagonisti di fiction, serie televisive e social. La Polizia di Stato ha commemorato questa mattina a Santa Flavia il 41esimo anniversario del barbaro assassinio del comandante del commissario capo Beppe Montana, ucciso per mano di Cosa Nostra il 28 luglio del 1985. La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari a poca distanza dal luogo dell'attentato.
La prima volta di un presidente della Repubblica a Pantelleria. Oggi la visita ufficiale di Sergio Mattarella nell'isola. Bagno di folla in piazza Cavour. Il presidente del Parco Nazionale di Pantelleria, Italo Cucci, ha poi chiesto al capo dello Stato di fare in modo che a Pantelleria riapra il punto nascite. Orazio Longo. La prima volta fu 70 anni fa, ma era poco più che un ragazzo. Ebbe l'occasione di incontrare il sindaco dell'epoca, Almanza, a cui oggi è dedicato l'Istituto Superiore Omnicomprensivo dell'isola. Pantelleria mi ha accompagnato per la mia vita, durante la mia vita, per la consapevolezza della sua importanza. La prima volta di Sergio Mattarella fu 70 anni fa, ma la prima volta di un presidente della Repubblica a Pantelleria è stata oggi. Il capo dello Stato è giunto alle 11 nell'isola, dove nell'hangar del distaccamento aeroportuale con le autorità civili e militari, tra cui il ministro Pichetto Fratin, ha parlato dell'importanza delle isole cosiddette minori e di Pantelleria in particolare. Il presidente Cucci poc'anzi ha ricordato la straordinaria, emblematica presenza a Pantelleria di García Márquez. Mi ha fatto ricordare il titolo di un libro di García Márquez, titolo che recita: non sono venuto per fare discorsi, non sono venuto a fare discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l'affetto degli italiani per Pantelleria. L'occasione è la celebrazione del decennale dell'istituzione del primo parco nazionale della regione siciliana a Pantelleria, proprio grazie alla firma dello stesso Mattarella, che lo ha istituito 10 anni fa. L'importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica. Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro. Prima di lasciare l'hangar ha salutato i bambini che lo festeggiavano sventolando le bandiere tricolori. Dopo il bagno di folla in piazza Cavour, prima di una breve visita al Museo Geonaturalistico e all'Arco dell'Elefante. Il caro carburanti adesso, perché gli autotrasportatori sono pronti a bloccare i porti. Lo sconto varato dal governo, 17 centesimi solo per il gasolio, fino al 6 agosto non soddisfa affatto la categoria. Lorena Dorci. Carburanti alle stelle. Non basta lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Un decreto ponte del governo fino al 6 agosto per fronteggiare i rincari dovuti alle tensioni internazionali, ma che per ammissione della stessa Premier Meloni non risolve il problema. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. No, per noi non va bene. I 17 centesimi riconosciuti sulle accise mobile che ha dato il governo Meloni non vanno bene per gli autotrasportatori, perché per noi che trimestralmente ci riconoscono le accise è una perdita. Una situazione insostenibile, dicono le associazioni di categoria, rispetto ad un costo che resta sopra i 2 euro. Solo nell'ultima settimana il prezzo del gasolio è aumentato di 40 centesimi al litro, che significa 400 euro in più per ogni 1000 litri di gasolio. Oltre alla proroga del credito d'imposta, per altri 2 mesi gli autotrasportatori chiedono al governo nazionale di erogare subito 300 milioni e a quello regionale di poter utilizzare i 15 milioni stanziati per il caro gasolio. Una sorta di ultimatum. Se non abbiamo dei riscontri noi ci fermiamo, non andiamo a lavorare, quindi ci dispiace per tutti. Caltanissetta è stato il giorno dell'addio a Alessandro Marchì, il vigile del fuoco che ha perso la vita impegnato nello spegnimento di un incendio a San Cataldo. Vediamo. Le sirene dei Vigili del Fuoco hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla cattedrale di Caltanissetta. È stato l'ultimo saluto ad Alessandro Marchì, il capo reparto di 59 anni, morto nei giorni scorsi mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di San Cataldo. Ad accoglierlo all'esterno della chiesa un lungo applauso nel giorno in cui l'intera comunità si è stretta attorno alla moglie e ai 3 figli adolescenti. La giornata era iniziata al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dove in tanti si sono riuniti per rendere omaggio ad Alessandro Marchì. Il feretro è
stato poi sistemato sull'autoscala del corpo e accompagnato da un corteo di mezzi di servizio, ha raggiunto la cattedrale. A celebrare le esequie è stato il vicario generale della diocesi, Monsignor Onofrio Castelli, che nell'omelia ha ricordato Marchì come un uomo che non si è mai tirato indietro di fronte al pericolo, sempre pronto a mettere la propria vita al servizio degli altri. Presenti anche il capo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, e il dirigente generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, Salvatore Cocina, che hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di fermare la mano dell'uomo dietro i numerosi incendi che in queste settimane hanno devastato la Sicilia. Purtroppo c'è una parte di questi incendi che certamente è di natura criminale e questo è veramente un messaggio etico che bisognerebbe mandare a tutti i cittadini, se non altro anche di stare attenti nelle lavorazioni pericolose o quando ogni volta che si accende fuoco in queste stagioni dove purtroppo il clima poi può determinare effetti catastrofici. Fa rabbia pensare che tutto ciò poteva essere evitato bloccando la mano umana che ha appiccato questi incendi, perché questi incendi non hanno cause naturali. Da mesi senza acqua e senza la possibilità di potersi rifornire con le autobotti. La drammatica situazione di molte famiglie di Maddalusa ad Agrigento ha spinto un sacerdote a organizzare una carovana di solidarietà, portando l'acqua con bidoni e bottiglie. Adelaide Barbagallo. Abbiamo pensato di portare il dono più grande oggi necessario, il dono dell'acqua. Abbiamo portato tantissimi bidoni d'acqua, abbiamo portato casse d'acqua, proprio per esprimere in primis e soprattutto l'umanità. L'iniziativa è di Don Marco Damanti, da tutti ribattezzato il prete del popolo per il suo profondo impegno sociale a favore degli ultimi. Oggi la sua nuova sfida di solidarietà punta a portare l'acqua alle famiglie fragili di Maddalusa, frazione di Agrigento, a secco ormai da mesi. La crisi nasce dal blocco dell'erogazione imposto dall'AICA a numerose abitazioni della zona, classificate come abusive o parzialmente abusive. Un vicolo cieco normativo che impedisce ai residenti persino di rifornirsi legalmente tramite le autobotti autorizzate. L'acqua è un diritto universale, l'acqua è essenziale, l'acqua appartiene a tutti e non può essere privatizzata, non può essere una merce, non può essere profitto. Di fronte all'emergenza Don Marco non è rimasto a guardare, ha organizzato una carovana della solidarietà con la comunità di Campobello di Licata, raccogliendo e consegnando personalmente a Maddalusa un furgone pieno di bottiglie e taniche di acqua potabile. Rimaniamo umani in questa umanità che diventa sempre più indifferente e dove purtroppo la dignità della persona viene calpestata. Don Marco fa un appello alle istituzioni. Invito tutte le istituzioni, tutti quelli che hanno voce in campo, di essere uniti nell'umanità. Protesta simbolica del sindaco di Gela contro i ritardi sul nuovo ospedale. Da domani Terenziano Di Stefano trasferirà il suo ufficio davanti al Vittorio Emanuele e vi resterà finché la Regione non garantirà gli impegni per la realizzazione della nuova struttura e per le risorse destinate alla progettazione. È il momento di difendere il diritto alla salute, ha dichiarato il sindaco. Sequestrato a Catania il cantiere di un supermercato in via Palazzotto. Secondo la procura l'area sarebbe ancora vincolata all'edilizia scolastica. L'inchiesta ipotizza violazioni delle norme edilizie e conta alcuni indagati. Rimaniamo sempre a Catania. Siamo pieni di rifiuti e i controlli non esistono. È il grido d'allarme degli anziani che frequentano piazza 2 giugno 46, desolanti le cartoline che vi mostriamo nel servizio di Tonino De Mana. Sedie in legno abbandonate e disseminate su marciapiedi ed aiuole, carta, cartone e rifiuti sparsi ovunque, rami degli alberi ad altezza d'uomo, pardon, bambino. Queste scene di ordinario degrado arrivano da Catania e precisamente da piazza 2 giugno 1946, incastonata nel trafficato e dimenticato viale Mario Rapisardi, un tempo salotto buono della città, oggi simbolo dell'abbandono. Gruppetti di anziani giocano a carte, attorno altre carte di ogni tipo e colore ricoprono l'area. Guarda tutto quello che c'è per terra, che fanno schifo completamente, vengono soltanto una volta a settimana a fare la pulizia. Venivano bambini, signore, a sedere a prendersi un po' d'aria, ora non vengono neanche gli spazzini a pulire. I pochi presenti, tra l'altro a rischio per la mancata potatura degli alberi ed esposti quindi alla caduta di rami secchi, chiedono più attenzione ed invocano controlli.
Non esistono i controlli. Noi ci besticciamo giornalmente con le persone perché portano i cani qua a fare i bisogni e non è giusto perché noi qua veniamo per sederci e respirare un po' d'aria. Per raggiungere questa panchina lei si è dovuta addirittura abbassare. Perché i viandanti sono molto vecchi. Dovrebbe essere putate perché sono troppo basse. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 005 SOS e richieste di aiuto che arrivano dal centro e dalle periferie. Segno evidente che qualcosa alla voce Verde Pubblico non funziona a dovere. Buone notizie per la ST Microelectronics perché nell'incontro al Mimit di Roma si sono confermati i piani industriali di trasformazione e il piano di investimento da 12 miliardi di euro per i siti di Agrate Brianza e Catania. Il rafforzamento del polo di Catania consolida il ruolo dell'isola come hub europeo della microelettronica e delle tecnologie più avanzate. La società, afferma in una nota, ha dato disponibilità di incontri a settembre per discutere una prima ipotesi di accordo sulla gestione degli impianti occupazionali. Sanità. All'ospedale San Marco di Catania è inaugurata la stanza della fragilità, uno spazio dedicato alle persone che arrivano al pronto soccorso in condizioni di particolare vulnerabilità sia fisica che emotiva. Vediamo. È realtà all'ospedale San Marco di Catania il nuovo percorso della fragilità, al cui interno si colloca la stanza della fragilità, uno spazio dedicato alle persone che accedono al pronto soccorso in condizioni di particolare vulnerabilità fisica o emotiva. Ideato per garantire riservatezza, accoglienza e tutela della dignità della persona, il percorso offre un ambiente protetto e tranquillo in cui ricevere assistenza e supporto. Per ogni inaugurazione che si rispetti, immancabile il taglio del nastro. È un percorso che è dato del prendersi cura del paziente, non solo curarlo, ma prendersene carico, prendersene cura, avvolgerlo in un percorso di attenzioni, anche i colori, le immagini, il senso del disegno che vedete alle mie spalle, la finestra che apre il muro verso un orizzonte e verso un qualcos'altro, quale che sia il qualcos'altro a secondo della fase della vita che il paziente attraversa, penso che abbia un'importante, enorme rilevanza oggi. Nelle pareti spicca il dipinto realizzato dall'artista Giorgia Aurifici a cura dell'associazione Corsie a Colori. Enna Bassa cambia ufficialmente nome e diventa Enna Città Studi. L'annuncio del sindaco Mirello Crisafulli valorizza il ruolo dell'Università Core e segna anche una nuova fase nei rapporti tra Comune e Ateneo. Ci fermiamo per una breve pausa, poi lo sport, il calcio e la vittoria della scherma delle nostre, della squadra di spadiste azzurre di cui fanno parte anche 2 medaglie d'oro catanesi. A tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, anzi andiamo allo stadio di Palermo perché c'è un clamoroso risvolto sui lavori per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Il Palermo tramite una lettera sostiene che non ci sono le condizioni per procedere. Spaccatura netta sulla proposta da votare poi in Consiglio Comunale. Sentiamo i dettagli da Marco Gulla. Un dietrofront clamoroso che cambia radicalmente i piani per il nuovo stadio Renzo Barbera. Il Palermo, con una lettera firmata dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Gardini, ha comunicato ufficialmente l'interruzione dell'iniziativa per la riqualificazione dell'impianto, progetto strettamente legato anche alla candidatura della città a ospitare alcune gare di Euro 2032. La comunicazione indirizzata al Consiglio Comunale e al sindaco Roberto Lagalla spiega che la decisione è maturata dopo una serie di interventi e modifiche che, secondo il club, avrebbero stravolto radicalmente la proposta originaria. Variazioni che, sempre secondo quanto riferito dal Palermo, hanno reso impossibile andare avanti con il progetto, compromettendo in maniera decisiva l'equilibrio del piano economico-finanziario, il cosiddetto PEF. Salvo un ritorno al testo condiviso nella fase iniziale dell'iter, il club rosanero annuncia quindi che continuerà il proprio rapporto con l'amministrazione comunale nell'ambito della concessione attualmente in vigore, in scadenza nel dicembre del 2032. Adesso la palla passa proprio al Consiglio Comunale cittadino, che dovrà quindi fare gli straordinari per venire incontro al club rosanero.
E proprio a proposito di questo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in una nota dice: faremo di tutto con il Palermo per concludere l'iter dello stadio. Prime sedute per il Catania oggi a Norcia, dove sarà presente anche il direttore sportivo Varrà. Servono nuovi innesti, ma si deve giocoforza pensare alle uscite. Il 1° agosto alle 17:30 test con il Ravenna. Marco Carli. Nei giorni che precedono definizione del girone e stesura dei calendari, fissata per giovedì a mezzogiorno, il Catania mette benzina nelle gambe a Norcia in Umbria. Al lavoro in 27, come già anticipato, non ci sono Di Noia e Luperini che non fanno parte dei progetti tecnici del Catania per cui il club tratta la cessione. Varrà sarà con la squadra a Norcia nella sede del ritiro, ovviamente con l'obiettivo di dare anche impulso al mercato. Fra i nomi che circolano in arrivo, reggerebbe quello di coda, ma sarebbe più un'alternativa che la prima scelta. Come più volte detto, sono le uscite che possono alimentare le trattative. Oltre a Di Noia e Luperini ci sono altri giocatori come Dini, per cui si parla di Treviso e Guidonia, o Stoppa. Per Di Gennaro c'è stato realmente qualche sondaggio di alcune società con il Catania. Il mercato, come detto dallo stesso Varrà, sarà lungo e potrebbe essere completato, se serve, anche in prossimità delle partite ufficiali di Coppa e Campionato. Intanto, fra i nuovi volti, prima di partire per Norcia, si è presentato così Michael Liguori. Sono molto contento di ritornare e l'ho presentato anche alla società. E poi sì, vengo da 3 stagioni importanti a Padova, una anche a Campobasso. Poi mi dispiace per l'ultima che è andata male, però sono un ragazzo che non si abbatte e va sempre avanti, quindi sono molto contento di ritornare qua e spero di fare il mio meglio, come ho sempre fatto alla fine. La scherma adesso perché la nazionale di spada femminile ha vinto il titolo mondiale a Hong Kong. In finale le azzurre hanno sconfitto l'Estonia con il punteggio di 31-30. Della squadra fanno parte le 2 spadiste catanesi, Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Un orgoglio italiano ma anche siciliano. Complimenti dunque alle 2 catanesi. Noi ci fermiamo ancora per una pausa, ma restate con noi perché c'è un'ultima ora. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere, un'ultima ora che arriva da Palermo è un aggiornamento in merito alla notizia che vi abbiamo dato sulla sparatoria che ha coinvolto un 17enne, perché ci sarebbe un motivo passionale dietro il ferimento a colpi d'arma da fuoco di un 17enne a Palermo. E quanto emerge dalle indagini della squadra mobile della questura, l'ipotesi maggiormente accreditata è che si sia trattato di un gesto di gelosia. Il giovane, che ha fatto fuoco poco più che maggiorenne, sono sulle sue tracce gli investigatori, avrebbe punito l'ex della sua fidanzata, appunto il 17enne. Sembrerebbe che fosse stato fissato un appuntamento mediato da una terza persona che conosce entrambi. L'incontro era previsto nel Baglio, ma all'inizio proprio non appena arrivati all'interno del Baglio dove era previsto l'incontro, il giovane ha sparato alle spalle dell'ex fidanzato della sua ragazza attuale e lo ha colpito al gluteo. La vicenda è stata ricostruita anche attraverso l'analisi dei messaggi contenuti nel cellulare del 17enne. Ovviamente domani vi daremo maggiori informazioni. Per questa sera dunque è tutto. TG Sicilia finisce qua. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.